Si torna a morire di Covid a Vicenza. A distanza di nemmeno un mese dalla notizia confortante che la terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo era libera dal Covid, nel giro di poco il nuovo ricovero, un 65enne non vaccinato, e poi nella mattinata di mercoledì il suo decesso. Purtroppo, nonostante le cure notevoli fatte in questi giorni qua e precedentemente in malattie infettive in cui aveva passato altri 5-6 giorni, il signore non ha risposto in maniera adeguata. È stata anche una situazione piuttosto critica, ce ne siamo sentiti anche molto colpiti dal fatto, proprio per il fatto che innanzitutto tutta la famiglia era stata vaccinata e il signore paziente aveva opposto una certa sua resistenza nel fatto della vaccinazione. Un decorso repentino e fulminante. L'anziano è entrato in gravi condizioni nel reparto di malattie infettive, poi il suo quadro clinico è andato ulteriormente ad aggravarsi, costringendo il trasferimento in terapia intensiva. La terapia intensiva è pronta e siamo pronti a riaccogliere purtroppo i casi di Covid che speriamo tanto di non rivedere, ma non possiamo escludere certamente che non ci saranno. Caso che fa suonare, se necessario, ancora un campanello d'allarme, ma soprattutto dovrebbe far riflettere gli scettici. I fatti dimostrano che se non sei vaccinato rischi molto di più e questa è l'unica cosa che deve arrivare a tutti. Questo non può essere smentito così facilmente perché tutti i ricoveri che si fanno in terapia intensiva sono pazienti non vaccinati, punto. Non vaccinarsi vuol dire rischiare molto di più.